partiamo da quello che sarà oggi il campo principale, grande confronto, grande sfida tra Monza e Lecce, e andiamo da Antonello Broghini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio dunque da Lu-Power Stadium. Il bersaglio grosso dunque per entrambe è la promozione diretta in Serie A. Il Lecce, reduce, lo ricordiamo, dal KO casalingo contro il Cittadella, è secondo in classifica, mentre il Monza, che sabato ha sbancato Salerno, ha 3 punti in meno. Boateng e compagni quindi tenteranno l'operazione aggancio. Da queste parti il sogno di Galliani e Berlusconi naturalmente è sempre quello del derbissimo contro il Milan. Subito un'occhiata alle formazioni. Partiamo naturalmente dal Monza. Alla fine Christian Brocchi ha scelto questi 11, 3-5-2. Di Gregorio in porta, Bellusci, Paletta e Pirola in difesa. A centrocampo Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani e Carlos Augusto. Il tandem offensivo è formato da Boateng e Mota Carvalho. Balotelli parte dalla panchina. Dall'altra parte, come detto, il Lecce di Eugenio Corini, in questo caso 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, Maggio, Dermacu, Lucioni e Gallo in difesa, Hjulmand, Taxidis e Bjorkengren a centrocampo. Henderson è il trequartista, Coda e Stepinski sono i due attaccanti. L'arbitro della partita Maurizio Mariani di Aprilia, espertissimo per lui, 80° gettone in Serie B. A Monza c'è il sole, 18 gradi la temperatura. Studio Monza-Lecce, Broghini. A Monza si gioca da 4 minuti e 0-0 tra Monza e Lecce. La squadra di casa, allenata da Christian Brocchi, attacca in questo primo tempo da destra verso sinistra. Dunque la miglior difesa del campionato, quella appunto Brianzola, con 31 reti subite, contro il miglior attacco del torneo cadetto. Il Lecce infatti ha messo a segno fin qui 65 reti. Ripartiamo da Monza-Lecce. 11 minuti al Lu-Power Stadium, siamo in parità, è 0-0 tra Monza e Lecce. Al 6° minuto buona occasione per la squadra di casa, per Mota Carvalho in particolare, l'attaccante portoghese della formazione Brianzola. Prezioso nella circostanza l'intervento difensivo di Hjulmand. 2 minuti più tardi la risposta immediata della Lecce con Henderson. La sua conclusione è stata bloccata molto bene da Di Gregorio. Monza-Lecce. La conclusione di Frattesi dal limite con il mancino, pallone che termina sul fondo, leggermente più intraprendente comunque la squadra di casa allenata da Brocchi. Siamo al 17° minuto, siamo ancora in parità, è 0-0 tra Monza e Lecce. Ancora Monza-Lecce. Siamo al 24° minuto, è 0-0 dunque tra Monza e Lecce. Meglio il Monza in fase di spostazione, anche se fin qui è mancato l'ultimo passaggio. Lecce comunque sempre pericoloso quando si distende in avanti, soprattutto con il suo attaccante, con il principe del campionato di Serie B, il capocannoniere Massimo Coda, che 2 minuti fa ha impegnato Di Gregorio con un bel destro dall'interno dell'area di rigore. Massimo Coda, lo ricordiamo, che fin qui ha messo a segno 22 reti. 3 gialli, 2 a danni di giocatori della spalla e 1 per il Attenzione, c'è il vantaggio del Monza al 41° minuto con Barberis, spettacolare calcio di punizione. Cambia dunque la situazione al Lu-Power Stadium ed è una situazione molto molto importante. Monza 1, Lecce 0, ha segnato Barberis. A te la linea. Monza-Lecce. D'accordo Corsini, vi raccontiamo subito il gioiello di Andrea Barberis. Intanto siamo al 43° minuto con il Monza dunque in vantaggio sul Lecce per 1-0. Pochi secondi fa dunque, era esattamente il 41° minuto, calcio di punizione in favore della formazione Brianzola da oltre 25 metri, posizione centrali, gran destro dell'ex centrocampista del Crotone Andrea Barberis, con palla all'incrocio dei pali, praticamente impietrito il portiere brasiliano del Lecce Gabriel. Gol importantissimo, molto molto pesante, perché qui, lo ricordiamo ancora, al Lu-Power Stadium si gioca per il secondo posto, quello che garantisce, che assicura la promozione diretta in Serie A. Adesso c'è il tentativo del Lecce, praticamente stordito dalla straordinaria punizione di Barberis. Torniamo a Monza-Lecce. È appena terminato il primo tempo qui a Monza, allora subito il parziale: Monza 1, Lecce 0. Decide la gran punizione di Andrea Barberis al 41°, veramente un'esecuzione perfetta, straordinaria. Nel finale però, da ricordare, proprio a 10 secondi dal termine, il tentativo pericolosissimo di Taxidis con il pallone che è uscito di pochissimi centimetri. Sarà sicuramente un secondo tempo molto molto intenso. All'intervallo dunque Monza 1, Lecce 0. E ancora Monza-Lecce.
Siamo al quarto minuto, è sempre avanti la squadra di casa, Monza 1, Lecce 0, il gol di Barberis al 41esimo. Attenzione adesso alla ripartenza velocissima della formazione brianzola. Boateng, anticipato benissimo ancora dal capitano salentino Lucioni, che adesso cade a terra. È tutto regolare per il direttore di gara, la risata sarcastica di Boateng. Comunque ancora una limpida opportunità. Ancora Monza-Lecce. Nel periodo non collegato, Monza in avanti è pericolosissimo in almeno un paio di circostanze. Al settimo minuto Boateng ha sprecato una limpidissima opportunità da 13-14 metri, l'attaccante biancorosso ha calciato sopra la traversa. Poi 2 minuti più tardi, pericoloso, molto pericoloso anche Carlos Augusto, il suo diagonale rassoterra è terminato sul fondo, ma che paura anche stavolta per Gabriel, il guardiano della porta del Lecce. Pescara 1, Reggiana 0 studio. E intanto c'è una notizia per certi versi clamorosa, la annunciamo anche noi praticamente in tempo reale, sarà José Mourinho il prossimo allenatore della Roma. Si pensava a Maurizio Sarri, invece annuncio della stessa società giallorossa, Mourinho che ha firmato un accordo triennale con il club di Trigoria. Dunque Mourinho prossimo allenatore giallorosso della Roma per il prossimo triennio. Torniamo ancora a Monza-Lecce. L'Empoli dunque che se ne va, qui invece a Lupower Stadium si gioca intensamente per il secondo posto. Siamo al 19esimo minuto nel corso del secondo tempo con la squadra di casa sempre avanti, Monza 1, Lecce 0, il gol di Barberis al 41esimo del primo tempo, ma il Lecce sale, guadagna metri preziosissimi in questi minuti, in questa fase della partita. Lecce alla ricerca naturalmente del pareggio, Monza che gioca adesso esclusivamente in contropiede. 2 minuti fa limpida opportunità per la formazione ospite allenata da Eugenio Corini, un cross rassoterra dalla sinistra, una serie di rimpalli, poi con lo stinco praticamente Nikolov non è riuscito a superare Michele Di Gregorio. Intanto sta per cominciare anche la partita di Super Mario Balotelli, siamo al 20esimo minuto, finale molto intenso mentre attacca il Lecce. Seguiamo questo tentativo lato corto dell'area di rigore, ancora un cross rassoterra, libera, spazza praticamente i propri 16 metri Pirola. Siamo al 20esimo, Monza 1, Lecce 0. E ancora Monza-Lecce. Scatta in questo istante il 26esimo minuto a Lupower Stadium, è sempre avanti la squadra di casa, Monza 1, Lecce 0, Barberis al 41esimo del primo tempo, ma qualche minuto fa, era esattamente il 21esimo, Mancosu, il centrocampista della Lecce, ha gettato al vento la più facile delle occasioni, ha calciato debole da facile posizione e Di Gregorio è stato bravissimo comunque a respingere il pallone, calciato come detto dall'altezza del disco del rigore. Intanto è cominciata la partita di Mario Balotelli che è stato subito ammonito per un fallo inutile nella tre quarti del Lecce. In questo momento, anche in virtù dei risultati che stanno maturando sugli altri campi, la classifica dice Lecce, Salernitana e Monza a quota 61 al secondo posto, alle spalle dell'Empoli che come detto sta volando verso la Serie A. Ripartiamo da Monza-Lecce. La mezz'ora superata da 2 minuti al Lupower Stadium, Monza 1, Lecce 0, ma ci crede tantissimo la squadra ospite che attacca soprattutto per vie esterne. Sfortunato il Lecce un paio di minuti fa perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra Hjulman, del centrocampista maglia numero 42, di testa ha colpito il palo esterno. Eugenio Corini praticamente le sta provando tutte perché ha mandato in campo anche il giovanissimo spagnolo Rodriguez, 19 anni, lo ricordiamo cresciuto nella cantera del Real Madrid, al posto di uno spento Stepinski, del tutto insufficiente la prova dell'attaccante Stepinski. Andiamo a Monza fino al termine. A Monza siamo nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, con la squadra di casa allenata da Christian Brocchi sempre in vantaggio sul Lecce per 1-0, un punteggio naturalmente importantissimo per l'alta classifica. Sta decidendo la rete. Scusa Brughini, c'è un calcio di rigore all'ultimo minuto di recupero per la Salernitana, ti chiederemo la linea per la battuta.
D'accordo Franco, qui mancano soltanto 5 secondi al termine di questa partita, come detto molto importante, come del resto è importantissima Pordenone e Salernitana. Monza 1, Lecce 0, ultimo pallone sicuramente da giocare, c'è un calcio di punizione in favore della formazione brianzola, il lancio lungo per Balotelli quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, va giù l'attaccante del Monza, ma arrivano i tre fischi. D'accordo, vai. Scusami, è tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore importantissimo. C'è Tutino di fronte a Perisan, la rincorsa, il tiro e il gol della Salernitana, e proprio in questo momento anche il triplice fischio dell'arbitro Marini. Salernitana che batte il Pordenone 2-1. A te Burghini. Grazie, ed è finale anche al Lupower Stadium. Monza batte Lecce 1-0, il gol di Barberis al 41esimo del primo tempo. Dunque per il Monza è la terza vittoria consecutiva, per il Lecce invece il secondo preoccupantissimo KO di fila. Monza batte Lecce 1-0. Corsini.